Migliaia di fedeli hanno partecipato ieri alla processione a mare in onore della Madonna di Bonaria, protettrice dei naviganti. La sagra estiva è certamente quella più popolare delle tre che ogni anno si celebrano a Cagliari per la patrona massima della Sardegna. Ieri sera una piccola variazione rispetto al solito programma. Il corteo col simulacro della Vergine è stato imbarcato dal Molo di Sant'Elmo e non dal Molo Ecnusa per motivi di sicurezza. Tutto il resto si è svolto secondo la tradizione che si ripete ormai da ben 144 anni. A bordo del rimorchiatore Andrea Onorato la statua della Madonna è stata condotta nello spazio di mare antistante il santuario e lì sono state gettate in mare le corone di fiori in memoria ai caduti che erano state benedette nel corso della messa mattutina. Tutto intorno una settantina di barche su cui avevano preso posto le autorità civili e militari insieme ai padri mercedari che da sempre curano l'aspetto religioso della manifestazione, insieme all'associazione laica la Società di Nostra Signora di Bonaria, presieduta da Michele Di Martino.